questa che vediamo qui sotto è una coppella ed è realizzata esattamente sopra il costone roccioso in trachite delle Domus Janas che si trovano qui a Surunitu, a Sorradile. Sono due tipologie e sono affacciate qui di fronte a Lago Modeo. Le vedremo pian piano come scendiamo, anche nella loro descrizione. Ok, Ricky, sei pronto? Sì. Eccoti, qui sotto. Eccoti. Guarda che bello. Ok, questa è la prima cella. Ok? Vai, entra Ricky. Ah, quella è una bella nicchietta. Una nicchietta sicuramente ex voto per poter metterci gli oggetti sacri. Ce n'è una a sinistra e una a destra, non vedi? Guarda che bella, eh? Guarda com'è complessa. Guarda che bella. Guarda quante celle. Sbuca sicuramente una cella interna. Hanno fatto, quante se ne trovano? Parecchie? 1, 2, 3, 4, Ok, forza, vai avanti, prima illumina bene, guarda dove poggi le mani. Ok, descrivimele quante celle ci sono lì. poi c'è una divisa di quei tre. 3 celle dentro? C'è questa è piccola, più piccola dell'altra. Sì. No, lì c'è un altro buco. Prima controllo. Sicuramente l'altra metà di questa domus è caduta giù. Sì. Poi te la faccio vedere. Anche qui possiamo intravedere un blocco caduto da sopra, sicuramente. Adesso Marina farà la sua offerta. Una perlina di ossidiana. Qui avevamo trovato parecchi pezzi di ossidiana. Questo è l'altro percorso che si trova dietro l'altro blocco di Domus Janas, in cui pochi ci vengono a visitare perché non è pulito, quindi è abbastanza impervio. Lo ricordi?
Ordini. Niente. Ok. Non so come, ma come al solito Thor ci riesce a trovare i sentieri. Oggi era un po' enigmatico perché questo sentiero è completamente ormai avvolto dalla vegetazione, dalla macchia, quindi c'è stato quasi impossibile trovarlo, se non grazie a Thor, che magari sicuramente lo riconosceva già, l'ho visitato 2 volte il sito, quindi ok. Bravo Toretto, bravo Toretto, ah, che bravo che sei tu, vero? Bravo Thor, bravo. È bello avvolto dalla vegetazione, ancora un po' non lo vedevo. L'altra. Qui è pulito il sentiero, quindi vuol dire che sono qui. Eccole qua, sono tutte qui. Belle sì. Sì. Ecco, guarda che belle. Poi ci facciamo una foto da lì dentro, La vedi questa entrata? Guarda, ci sono i blocchi del portellone. 1, 2, 3. Il focolare. La nicchietta. Ah, che bellina, sì. Guarda, facciamo queste 2 nicchie. L'architrave che è caduto qui. Il tetto tondo. Sembra prima, sembra quello di prima. E la piccola cella. Questo è completamente da scavare. Bellissimo. La pippia vuole il formaggino. Sì. La pippia. Salutate ragazzi. Ciao. Ciao.